Quella che vi aspettavate? Ma diciamo che la Lega, ahimè, ha fallito, nonostante le promesse roboanti, di fatto ha dimostrato di essere incapace di governare, di poter portare avanti un obiettivo di concretizzazione delle promesse, voglio dire. Io ieri mattina ho visto l'ospite che aveva lei in studio qui ad Antenna 3 ed è un assessore regionale che tra l'altro io conosco, e l'ho visto l'insufficienza, l'inadeguatezza, la povertà degli argomenti a fronte di una questione che sta affrontando la Regione oggi, di dover aumentare l'IRPEF, di approvare o meno l'addizionale IRPEF per i veneti, e diceva noi eravamo per l'aumento, il PDL invece era contrario, abbiamo dovuto accettare. Ma scusi, perché ma la motivazione se la ricorda? Io ieri mattina stavo prendendo il caffè, mi è andato di traverso, questo signore ha detto ma avremmo dovuto farla, dovremmo farla. Il PDL è d'accordo, non l'abbiamo fatta. Ma perché lo Stato ci dà 370 milioni in meno di euro? E quindi? Ma io dico, ma scusami, sei un amministratore che dovrebbe essere rivoluzionario, che parla di federalismo tutti i giorni, ma ti dimentichi che il residuo fiscale, cioè la differenza tra tutto quello che lo Stato prende dal Veneto e quello che ci restituisce, sono 21 miliardi e mezzo di euro, e tu ti lamenti perché lo Stato non ti dà 370 milioni. Ma cosa vedi, l'orizzonte o la punta del tuo naso? Io sono volutamente provocatorio. La Lega ha fallito, sta fallendo, non ha amministratori, non ha il comando politico della situazione, e questo è un dramma. Quindi il Veneto ha bisogno di riappropriarsi di un proprio spazio di comando politico, perché se lo lascia a Milano o a Roma non si farà mai nulla. Brave persone ma incapaci. Sempre sulla vicenda Berlusconi.